Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano, da come avete visto il titolo, che è Come farti cercare da chi desideri. Bene, è un titolo molto importante, avete visto anche il colore maschile, è un bel rosso fiamma, quindi prima di iniziare questa micro pillola il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e a lunedì sera, se vi iscrivete anche al canale di Telegram, potete venire alle 20:30 in modo totalmente gratuito a seguire un percorso esoterico tenuto dal legale Marietto Veneziano. Bene, iniziamo un po' a parlare di come farsi cercare da chi desideri, e prima di iniziare bene il concetto magico iniziamo anche a spiegare perché succede alcune volte che qualcuno scappi da un incontro, un'unione, un percorso che avete fatto insieme ad alcune persone, e a un certo punto, magari dopo 8, 9, 10 mesi, qualcuno scappa. Molte volte capita che la persona che è coinvolta scappi per il semplice fatto che emotivamente magari è in un certo senso molto coinvolto, cioè il lato femminile di quella persona, che può essere uomo o donna, ma il lato logico gli fa paura, cioè nel senso che ha paura di prendere le proprie responsabilità, o viceversa il lato emotivo scappa e il lato logico vorrebbe restare, però il lato logico in quel caso lì, nella parte maschile, è più potente e la persona se ne va. Certo, non è mai piacevole questa cosa, ma le cose succedono così. Quando una parte importante della persona prende il sopravvento, succede che la decisione è fatta e la persona si allontana. Nelle donne il lato femminile chiaramente è molto più evoluto, quindi vengono in un certo senso coinvolte di più, ci mettono più passione, e quindi il lato emotivo è nettamente predominante. Quindi di conseguenza cosa succede? Succede che il lato molto più debole della coppia è sempre il lato femminile, dove c'è preponderanza, e di solito è sempre quello della donna. Comunque molte volte, se il personaggio o la persona scappa, non è mai un male, perché può essere anche che la persona a livello vibrazionale è molto bassa, e quindi la persona che in un certo senso se ne va è un bene per la coppia. Oppure può succedere esattamente l'opposto: la persona è alta e non riesce a stare a livello vibrazionale con voi. Però può succedere anche che voi possiate dare molto a quella persona, ma per via che usa la logica, in un certo senso è un materialista e quindi basso di vibrazioni, potrebbe anche esserci il caso che voi potreste aiutarlo. E in questo caso qui sarà dura, ma ci sono i mezzi per poterlo aiutare. Come ho spiegato in altre pillole, una volta i maghi aiutavano solamente gli imperatori, i faraoni, i re. Oggigiorno gli operatori esoterici aiutano anche le persone normali come noi, per il semplice fatto che si sono un po' sgretolati certi concetti, e diciamo che questa forma di società ha dato la possibilità a tutti di raggiungere certe conoscenze esoteriche, così che si possa in un certo senso usufruire tutte di queste possibilità. Quindi cosa succede quando una persona scappa o non telefona più o non si fa più vedere? Molto probabilmente ha vinto un lato emotivo oppure un lato logico, nel senso che magari è un materialista, pensa di non dover prendere o non voler prendere delle responsabilità sia economiche, oppure a livello emotivo non gli interessate più, però a livello logico sapete che siete una brava persona. Ma voi l'importante è che valutiate bene se questa persona a livello prima di tutto vibrazionale sia per voi, nel senso sia alla vostra altezza vibrazionale. Vi ho già spiegato che a livello vibrazionale ci può essere un range di 1500 bovis, dopodiché l'unione sarebbe uno spreco di energie, per il semplice fatto che ci sarebbero comunque in ogni caso continuamente dei sbalzi di vibrazione, quindi delle incomprensioni forti, e quindi sono delle vittorie di Pirro.
Ma nel caso in cui voi valutate bene la situazione e vedete che quel tipo o quella signora o quel signore che è scappato vale la pena in un certo senso salire sulle barricate e combattere, perché magari la sua parte emotiva è stata catturata da altre persone che magari usano strategie magiche, allora a quel punto lì si può intervenire in modo potente con la magia. La magia, chiaramente, come ho già spiegato in altre pillole, si può usare la magia tipo adagi di Salomone, che è un sistema coercitivo, ma sempre a fine di bene. Queste possono essere delle strategie. Comunque ricordatevi che dovete sempre tenere presente non tanto il suo lato emotivo o logico, perché sono importantissimi in ogni caso, però il suo lato vibrazionale. Se la persona è troppo bassa per voi a livello vibrazionale, potrebbe essere anche il personaggio più potente a livello economico o magari quello che vi attrae di più a livello emotivo, però dovete sapere che ci sarà un conto da pagare pesantissimo, karmico, perché vuol dire che non è per voi. Poi dovete anche tenere in considerazione gli influssi planetari. Se una persona vi piace a livello emotivo, ma a livello logico vedete che purtroppo è una persona che non vi potrà mai dare niente, per il semplice fatto che non è che bisogna essere materialisti, ma si vede che è una persona, un'anima giovane, voi dovete pensare che quando finiranno questi ormoni che attivano l'emotività, a un certo punto cadrà la maschera e vedrete esattamente com'è il personaggio. E quindi anche in quel caso lì dovete pensare che state mettendo anche in campo il vostro tempo della vostra vita, e non so se il vostro tempo della vostra vita valga la candela. Quindi dovete sempre stare molto attenti su come valutate una strategia per conquistare colui che desideri. Quando poi col vostro esoterista avete valutato tutte le possibilità e avete visto che quella persona vale il santo, cioè la candela vale il santo, a quel punto lì potreste chiedere ad esempio una dagida coercitiva oppure un'operazione di alta magia, un'operazione magica per poter in un certo senso spaccare questi blocchi energetici che ha, magari perché è stereotipato, oppure magari perché è sotto l'influsso di una persona che magari sta usando della magia di basso profilo. Bene cari amici, queste qui sono delle piccole dritte che il vostro Marietto vi dà. Vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Legale Marietto Veneziano e di venirlo a trovare nei gruppi di Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.